che... Sì. Devo dire che Ciao. questo... Sentiamo un po', Floradora. Floradora, che dici di questo modelluccio della nostra Vilmuccia quest'oggi? Mi hai visto bene? Potresti avvicinarti un poco qui perché c'è un po' di svista oggi. Ho capito. Senti tesoro, volevo dirti, siccome mi sono data la grande sartoria, vorresti che ti posso curare io il look? Sì, potrebbe curartelo lei il look, certo, vedendo. sì. Perché Va tu, bene. perché tu credi che potrebbe diventare meglio di questo? Sicuramente, però devo prendere qualche misura per farti una gonna. Giustini, vieni tesoro. Giustini. A prenderti le misure per farla la gonna. Insomma, ragazzi. Ma guarda Vilma, basta. Perché non facciamo un po' di potpourri delle canzoni in onore di Clara Iaione? Sì, poi dopo non canto da 40 ecco, anni. non 40 canto anni da che non 40 anni, poi ti dirà perché. Sono un po' emozionata a cantare le sue canzoni. No, Spero di non benissimo. sbagliare. Dai, allora le tue canzoni, le canzoni di Le Clara Iaione. canzoni di Clara La mamma Iaione. la va al mercato, Postina la Val Gardena, Piompieri di Vigiù, Vilma De Angeli. Grazie. Mamma tutta festa si è agghindata, guarda un po' che novità, che novità. Guanti, ombrello, cesta e un cappellino rococò, ma guarda là, ma dove andrà? Chissà, 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 chissà dove andrà l'altra mamma. La mamma va al mercato, vuole farti una sorpresa. Rosa, rosa, cosa ti comprerà? La mamma va al mercato con la borsa della spesa. Rosa, rosa, cosa ti comprerà? Comprerà gli zoccoletti per andare a passeggiare e galanti giovanotti farai subito innamorare. Comprerà la sottanella con le gale di picché e ogni volta che si balla tutti i giovani avrai per te. La Postina della Val Gardena bacia solo con la luna piena, una a te, una a me, io che io, ile. Per avere la Postina fanno tutti in coro in carovana, ma nessun torna in tre, io che io, ile. Ma sul ponte di Bassano, che strano, l'hanno vista dar la mano ed un bacin d'amore. Per godere poi la Postina vanno tutti in coro in carovana, ma nessun torna in tre, io che io, yeah. Per volere del Visconte, su parere del barone, han fondato la legione dei pompieri di Vigiù. Pompa qua, pompa là, pompa su e pompa giù. E da spese del marchese han comprato le divise, con pellucche a larghe tese e i pennacchi rossi e blu. Pompa qua, pompa là, pompa su e pompa giù. E da scopo illustrativo il quartiere hanno incendiato, tutto il corpo si è schierato e ha gridato e pipurrà. Viva qua, viva là, viva su e viva giù. Viva i pompieri di Vigiù, che quando passano i cuori infiammano. Viva i pennacchi rossi e blu. Viva le pompe dei pompieri di Vigiù. Viva i pompieri di Vigiù, che quando passano i cuori infiammano. Viva i pennacchi rossi e blu. Viva le pompe dei pompieri di Vigiù. È riuscita a farti cantare allora! Chi sei Peppe? Clara Iaione, Vilma De Angelis! Ciao. Beh, è stata molto che ti ha tirato dentro. Dopo 45 anni. Però bisogna dire la verità, Ciotti.
Mi sembravano delle canzoni molto innocenti, credo. Mica tanto. Soprattutto questa. Mica tanto. Soprattutto questa. L'ultima terrificante. Penso che Razzi proprio abbia avuto la febbre a 40. Però ebbero talmente successo, hanno fatto dei film, questi, Sì. i cadeti di Guascogna, arrivano i nostri. Perché prendevano Guarda, il po'. Dimmi, caro. erano orrendi. Orrende, sì. Però, scusami. Erano allegri. Scusami, però guarda, io devo dire una cosa, aggiungere questo, io in quel periodo cantavo queste canzoni allegre, non ti dico quanta gente, malati, a parte i bambini e persone che erano in carcere, poverini, che mi scrivevano che quando ascoltavano me veramente scordavano tutte le loro pene, perché tra davano l'altro, tanta scusate, allegria, veramente. Scusate, devo dire una cosa dimmi. di te. Questa è una cosa che allora non si usava, invece tu hai fatto, tu sei stata veramente una delle prime, io questo lo posso dire con certezza perché me lo ricordo come fosse oggi, sei stata una delle prime che andava nelle carceri, negli ospedali, cioè altro faceva che. del volontariato, L'ospedale. parliamo degli anni 40, non parliamo di... È stato un esempio grandissimo. A Santa Maria della Pietà, in mezzo, poverine, le persone che stavano male di mente. Sì. Ma ho fatto tante, sì, con Gigliozzi, si faceva sempre in tutti gli ospedali di Roma, si andavano a fare questi spettacoli. Era amica di mia madre. E c'era la mamma che organizzava, mi ricordo. Di tua mamma, la tua mamma era amica... Sì. Eh sì, perché io non posso dire l'età, ma la dico, ho 70 anni ormai, quindi... No, giura! Sì! Incredibile! Il Beppe non vuole! Scommetto che... Il Peppe! Scommetto che... Chi è Beppe? Il figlio o il È marito? il suo marito che l'ha fatto È il smettere di gelosissimo marito. Ma scusa, ma non suonava tuo marito? Non No, era... era il Rai, ma no. Era il Rai, però. È Grande stato il colpo, tecnico. Colpo di fulmine. Grande il grande tecnico colpo di della Rai. fulmine il primo giorno che sono andata. E lì Cose lì è nato tragiche. tutto. Cose Senti, tragiche. andiamo da Isabel Rossinova allora, che sicuramente...